Siamo durante la mattinata della preparazione del Zagursa de Zabudda e qui vogliamo giusto chiedere a due nostri compaesani, Pietro e Francesco, che saranno senz'altro i partecipanti alla corsa di stasera, anzi adesso ce lo confermeranno, mentre vediamo tutti i preparativi, c'è la stesura del manto dove poi correranno i cavalli stasera, che per Borore è la seconda edizione in notturna, per cui vivremo anche noi le emozioni che già abbiamo assaporato l'anno scorso, penso quest'anno un po' di più. A Pietro possiamo chiedere, perché dovrebbe essere, diciamo così, non voglio dire un veterano, però per Zagursa de Zabudda penso che da quando è stata un attimino ripresa questa tradizione sia uno di quelli che ha già partecipato, penso, a tutte le edizioni. Allora Pietro, da quanti anni stai partecipando a Zagursa de Zabudda? Allora, questa è la quinta che faccio, sì, la seconda edizione in notturna, e farla in notturna è bellissimo, è tutta un'altra emozione. E quindi stasera avrai un cavallo di tua proprietà, te lo prestano, com'è questo cavallo? No, il cavallo è di Macomer, è un cavallo mezzo sangue, quelli che sono in pariglia con me, uno ha un cavallo puro sangue e l'altro sempre mezzo sangue, quindi siamo in tre, il Baio al centro e i Sauri ai lati. Invece Francesco, che è senz'altro, non mi voglia Pietro, ma è più giovane chiaramente di età, anche lui un appassionato, una tradizione familiare già dai bisnonni, so che ce l'ha nel sangue anche lui, gli chiediamo già questa prima emozione, non lo so, forse anche lui l'anno scorso ha partecipato in notturna? Sì, anch'io l'anno scorso ho partecipato in notturna. Bene. È stata una bella emozione. Però quindi negli anni precedenti hai partecipato invece anche... Sì, alle altre tre cose che avevamo fatto. E stasera parteciperai con un cavallo di tua proprietà? Sì, con la mia cavalla. E con me questa cavalla? È Ciauda ed è la nostra ragazza. Perfetto, sarai con chi durante la... Con un ragazzo di Sant'Lusciuzzo. Quindi in due? Sì. Quali sono per voi le emozioni e soprattutto se avete anche quel piccolo margine di paura esiste, pensando anche a quello che non può andare bene, non può andare chiaramente secondo le vostre aspettative, Pietro? Sì, un po' di... l'adrenalina c'è comunque, perché gente una volta che passi correndo a cavallo non ne vedi, quindi c'è un'emozione, cavallo e cavaliere, senti anche la tensione del cavallo sotto la gamba, quindi è proprio bello. In antichità Zagursa de Zabudda era molto più sentita per quanto riguarda diciamo così, i sentimenti delle tradizioni. Oggi ci può essere un senso di nostalgia e grazie al vostro impegno pensi che effettivamente si può continuare negli anni questa tradizione, visto che voi vi state impegnando? Certo che può continuare, l'importante è che ci sia collaborazione della gente, perché la collaborazione non è tanta, diciamo, metterci tutti insieme a collaborare. Secondo me è una manifestazione che va avanti e per un appassionato sicuramente la porteremo sempre avanti, almeno io personalmente che vado a cavallo è una cosa emozionante. Hai parlato di emozione, che cosa si prova durante diciamo così, la discesa con il cavallo tra le due ali di folla? Lo devi provare, se non lo provi non lo capirai. Non lo capiremo mai, vero? Secondo me no. Michele, stasera diciamo così, tu sarai uno degli artefici della manifestazione del Zagursa de Zabudda in notturna, ma hai mai pensato, così, pensando alla, diciamo così, alla pericolosità anche del percorso, perché soprattutto poi in notturna, di fare un passo indietro prima dell'ora che avete fissato per questa bella manifestazione? No, ma sinceramente mi piace correre col cuore, con tutto, perché è la mia passione, forse come hai detto tu ce l'ho nel sangue. Certo. Beh, siete anche di tradizione in famiglia, quindi tu il cavallo lo conosci da quando eri piccolo. Pensi che il percorso di stasera cambi in confronto a quello che finora è stato, diciamo, il centro del paese? Ma per il percorso non credo che cambi niente, perché magari per la notturna certi cavalli potrebbero avere anche difficoltà. E quello dipende tutto da chi c'è su, dal fantino, e bisogna saper inquadrare, bisogna affrontare. Secondo te è una tradizione che grazie al vostro impegno può continuare e tu ci credi in questa possibilità? Io ci credo perché siamo tutti uniti e lo vorremmo fare per sempre, mandarla avanti. Bello, grazie, in bocca al lupo per stasera. Grazie. Giuseppe sarà un partecipante anche lui stasera per Zagursa de Zabudda. Come vi state organizzando a livello di gruppo
vi stanno aiutando altri gruppi, altre persone o fa parte solo di associazione Zabudda? No, praticamente siamo divisi in gruppi, ringraziamo anche la Proloco e il centro commerciale naturale che ci sta dando una mano, una grossa mano. Oltre che a Sagursa Zabudda abbiamo anche Cortes Apertas, Primavera nel Margine, e quindi siamo tutti, sì, un doppio sforzo, siamo tutti compatti per riuscire a fare, diciamo, ad adempiere a tutto quanto. Allora, praticamente abbiamo iniziato a fare questa manifestazione che è Sagursa Zabudda, che si è sempre svolta nel mese di febbraio, diciamo, per Carnevale. Purtroppo per colpa delle condizioni atmosferiche, soprattutto la pioggia che ci ha sempre rovinato tutto, l'abbiamo cambiata e la stiamo facendo in questo periodo, in modo che, siccome il maltempo ci ha sempre rovinato tutto, abbiamo sprecato un sacco di lavoro, soldi buttati, e quindi purtroppo siamo stati costretti a spostarla, diciamo, sì, a rinviarla. Sicuramente è stato anche un bene, perché in questo periodo ci sono anche dei turisti in giro, che così abbiamo la possibilità anche di avere più spettatori, diciamo. E quindi la tradizione, sì, la pensi tradizione, che possa continuare? Può continuare la tradizione. E poi un'altra cosa, spero che siccome abbiamo iniziato a farla di giorno, adesso la stiamo facendo in notturna, siamo forse l'unico paese che la facciamo, praticamente la facciamo di notte. Speriamo che rimanga. E tu pensi che il cavallo risenta anche di questa, diciamo così, di questo orario? Ma secondo me correre di giorno e correre di notte è uguale. L'importante è che la pista sia ben illuminata. Poi in base alla praticità del cavaliere, sta a lui guidare il cavallo, cioè che poi che lo guidi di notte o che lo guidi di giorno per me non fa differenza. Ok, grazie Giuseppe, in bocca al lupo per stasera. Luca, tu che sei un parigliante, diciamo così, per eccellenza, che differenza puoi dirci tra Sagursa Zabudda e le pariglie? La differenza è che Sagursa Zabudda è una corsa dove possono partecipare tutti, perché è una corsa che non ha bisogno di fare esibizioni, come passano prendono la gallina, quindi anche quelli che non sono capaci a fare pariglie, a fare certe evoluzioni, possono partecipare benissimo. Quindi è una bella cosa per tutti, partecipano tutti. Quindi ecco, tu dici a livello acrobatico chiaramente c'è più impegno. Un grande impegno, certo. La Sagursa Zabudda. E fatta in notturna, secondo te c'è una maggior pericolosità? Ma no, tanto illuminata, è una cosa, c'è la sabbia, c'è ben organizzata, non penso che dia queste difficoltà ai cavalieri. Quindi ecco, tu dici è un'abilità del cavaliere o l'animale stesso, il cavallo, diciamo così, risente di questa atmosfera diversa? No, non penso proprio. Quindi le condizioni... Anzi, secondo me in questo periodo è meglio notturna, c'è fresco, gli animali stanno meglio perché sono al fresco e quindi secondo me è meglio. Per gli animali e anche per gli spettatori. Per gli spettatori, ecco, quindi il vostro impegno è quello proprio di proiettare la vetrina di questa manifestazione non solo per Borore o per i paesi della zona, ma anche a livello turistico. Tu pensi quindi che la vostra passione possa in futuro portare affinché questa tradizione continui, o pensi che con l'andare del tempo, visto l'impegno che comunque ci vuole per organizzare una manifestazione del genere, vada a perdersi questa tradizione stessa? Guarda, io penso che continui, perché è una cosa abbastanza bella. Secondo me ogni anno sembra che stia uscendo sempre meglio, quindi io penso che continui. Fare alcune esibizioni nel contesto, secondo te, è giustificato o è fuori luogo? Sì, no, ma è bello. Dopo che fanno Sagursa Zabudda si rimane un quarto d'ora. Chi vuole fare qualche passaggio di pariglia è una cosa bella. Grazie Luca, complimenti. Ciao. Ciao. Farai parte della manifestazione stasera? Sì. E con che cavallo scenderai in pista? È un cavallo Murtino
di mio nonno. Di tuo nonno, che bello, quindi è proprio una tradizione che continua. Quindi tu pensi che stasera l'emozione, soprattutto in notturna, cos'è la prima volta in notturna o già la seconda? La seconda. Ah, quindi già dall'anno scorso hai partecipato alla manifestazione notturna. Sei sicuro anche quest'anno che all'ultimo momento non ti verrà, diciamo, anche un po' di paura, perché ci può essere anche un po' di paura, oppure proprio non sentirai niente? No, paura niente. Allora io ti dico che stasera senz'altro sarà in pista, ma nello stesso tempo vogliamo vedere un'esibizione, diciamo così, pulita. E secondo te questa tradizione continua, visto che siete molti giovani? Secondo me continuerà. E questa formula quindi notturna la preferisci a quella durante, diciamo, il pomeriggio, come si faceva a febbraio? Notturna. In notturna? Notturna è migliore. Attira più gente, secondo me. Attira più gente, ecco, ma per voi è diverso tutta l'atmosfera in notturna? Sì. Ok, grazie, in bocca al lupo. Grazie. Siamo con Gavino, senz'altro non ne vogliano, senza dimenticare gli altri, ma Gavino penso sia uno degli artefici di aver rispolverato questa tradizione, questa manifestazione. Gavino, solo due domande per capire intanto l'emozione di questo momento, vedere che tutta la collaborazione, tutta l'organizzazione è proprio fatta a puntino, sta andando per il meglio. Pensi che stasera ci sia questo, diciamo così, un ripagare di tutti questi sforzi, di questi sacrifici che state impegnando? Penso di sì, un ripagare ci sarà di sicuro, perché già la buona riuscita di questa manifestazione è una soddisfazione per tutti noi che ci impegniamo tanto per la riuscita proprio di questa manifestazione. Poi il resto starà alla gente a giudicare. Gavino, la differenza secondo te tra l'edizione notturna con l'edizione fatta il pomeriggio, cosa cambia secondo te per il cavaliere e per il cavallo soprattutto? Beh, per il cavaliere e per il cavallo è comunque una cosa diversa, un po' più difficile, diciamo, da gestire sia la bestia sia il cavaliere, perché il cavallo è sempre abituato alla luce del giorno comunque a fare queste cose, però penso che non sia un problema per nessuno fare questa manifestazione. Ecco, tutto l'impegno chiaramente che c'è dietro questa manifestazione, pensi che sia veramente una possibilità di continuità nella tradizione, visto tu sei uno di quelli dove tuo padre e comunque tutta la famiglia proviene da una tradizione che a cavallo senz'altro di passione, ecco, pensi che possa continuare grazie al vostro apporto degli ultimi anni di aver rispolverato questa vecchia tradizione? Speriamo, io mi auguro che continui e che diventi una cosa sempre più grande, sempre più sentita dalla gente, dai cavalieri e da tutta la popolazione, perché non è solo una cosa nostra, io penso che sia una cosa per tutto il paese, che comunque dia qualcosa in più al paese, diciamo. Grazie, in bocca al lupo per stasera. Crepi. Ciao. Con Marco è uno senz'altro dei maggiori appassionati, ma non di questa manifestazione ma di tutto il mondo dei cavalli. Marco, tu sei fuori, manchi da Borore già da qualche anno per via chiaramente di motivi di lavoro, però ti vediamo sempre nelle manifestazioni comunque equestri. Vogliamo sapere un attimino che emozione provi nel rientrare nel paese ogni volta quando c'è qualche manifestazione del genere. Beh, l'emozione per uno che emigra partendo dal paese come sono partito io dal 1978 è un tuffo nel passato e la contentezza e l'orgoglio per il paese che riesce a conservare ancora queste tradizioni con 1000 sacrifici, visto il momento anche che affrontiamo, però la nostra Sardegna ci fornisce di persone che hanno tante marce in più per quello che riguarda la dignità della persona, l'orgoglio, l'attaccamento alla terra e alle tradizioni, e vediamo che viene ben tramandata da generazione in generazione. Quel che se ne dica della gioventù del terzo millennio, vediamo che anche a Borore abbiamo dei giovani che riescono a fare tanti sacrifici nonostante la crisi, nonostante tutto, riescono a
mantenere queste tradizioni che altrimenti, se non fosse soltanto per il volontariato e credere nelle cose sane, quelle che ci è stato tramandato dai secoli, non è solo il divertimento, ma è veramente un motivo d'orgoglio e di crescita, secondo me, della persona, perché soltanto se sai da dove vieni puoi puntare nel futuro. Certo. Sono cose importantissime, venga quello che venga, porti quello che porti la nuova tecnologia, ma le tradizioni sono comunque una ricchezza che formano l'uomo per il futuro.